Eder. Mech. Pallister. Buono Core, siamo contenti che tu sia arrivato in questo caso perché ci mancavi solo tu. Come mai hai deciso di farti vivo e di andare da Sebastiano quella mattina di sabato? Mia moglie è convinta dell'omicidio, perché c'è la morte con Sebastiano. Io dico, diciamo, può anche darsi che sia colpevole Sebastiano, non dico di no, però bisogna avere le prove. Sì. Dice no, per me lei è congiunta che è stato Sebastiano. Così tu ti sei arrabbiato con tua moglie e per punizione sei andato da Sebastiano. Perché diciamo, io con Sebastiano, diciamo che mi stavo sulle balle, siccome lui mi affilava i coltelli, e tante volte ci pizzicavamo perché non mi portavo i coltelli miei, mi portavo i coltelli degli altri, che erano coltelli che non valevano niente, e dopo non li ho più dati. Quindi Sebastiano ti dava dei coltelli scadenti e tu per punizione hai detto che sua moglie si è suicidata. Quando ho saputo questi due sacchi neri, ho chiamato un mio amico carabiniere. Fammi immaginare, Enzo il Caro estinto, da non confondere con Enzo De Caro, l'amico di Sebastiano. Lasciamo stare, perché non faccio nomi. Io vi ho spiegato la faccenda. E lui diceva, siccome non stava bene, perché non stava bene, ho detto Alfonso, mi ha fatto capire, lascia perdere. E siccome lui dopo è morto, dopo un paio di mesi è morto, povero, che lui era in ospedale. Si dice che tu certo abbia qualche limite, ma quando si tratta di ricordare che cosa hanno ordinato i tuoi clienti dal giorno dell'apertura del tuo locale alla chiusura ricordi tutto. Cosa ordiranno Liliana e Sebastiano quel giorno? Lei mi ha chiesto una margherita e loro due, gli uomini, hanno preso una pasta asciutta e Adriano ha preso un'insalata di mare. E aveva una borsa blu con... Ma lei chi, Liliana, ricordi anche le borse? Aveva una borsa con un mappamondo, tipo un mappamondo. Ci racconti ancora la favoletta del Covid? Allora ieri sera, poi l'altra sera ho sentito di Covid, la parola Covid non l'ho mai nominata. Questo stiamo parlando novembre 19, che non c'era il Covid. Alfonso, ma sei sicuro che non ce n'è Covid? Mi ricordo che c'era il Covid, sì. O 2019-2020. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente. Questo secondo me, l'ho già detto e lo ridirò, sono tutte bufale, veramente bufale, messe in atto per depistare tutto, per rallentare il lavoro della procura e soprattutto, e questo è lampante, lo vede anche un bambino, per tentare di tornare a parlare eventualmente di suicidio. Non ci dimenticheremo mai che la procura ha impiegato 1 anno e mezzo per tentare di dirci che Lili si era suicidata. È stata fatta una richiesta di archiviazione per suicidio dopo 1 anno e mezzo perso, buttato. Claudio, secondo te chi c'è dietro questi depistaggi geniali anche se in realtà falliscono tutti? Tutti un poco, cioè io sono relativamente convinto, l'ho detto da sempre, che non è una sola persona, né 2 né 3, che ha combinato tutto questo. Io probabilmente questo viene fatto adesso per allungare i tempi della fine del processo, se vogliamo, che non è neanche cominciato. Io probabilmente non ne vedrò la fine e voi direte allora aveva ragione. Io tocco ferro, ma dopo il ferro si trasforma in ferro ruggine. Per capirci, io sono relativamente convinto che queste sono tutte opere, da qualche parte arriva una specie di ordine o consiglio, tu fai così, tu fai colà. Sarà deprimente, ognuno ha le sue idee, vedremo i fatti in fondo, ecco perché io temo che tutta questa storia durerà tantissimo e tutte queste cose, la storia della... famosa dipendente della Wind che ha tirato fuori anche lei delle palle enormi, eccolo, già ricevuto anche lei la querela, eccetera, eccetera, fatta, esatto, per capirci, sono tutte cose atte a depistare il lavoro attuale della procura, la quale anziché fare cose che le fa per l'amor di Dio e grazie a Dio più serie, deve anche sbolognare queste bufale, chiamiamole pure così. Voglio raccontarti una cosa che è successo, non so se 1 anno o 2 anni prima della scomparsa di Liliana. Liliana mi accompagna a Muggia. Certo. E siamo andati dall'altra parte, vedi, questo è un campo di calcio di Muggia, e siamo entrati e c'era Sterpin subito lì.
Liliana si guarda intorno, mi fa: Sebastiano, portami via di qua. Questa storia l'avevi già raccontata un anno fa a Storie Italiane, poi Sterpin mi mandò un messaggio e avevamo già spiegato tutto. Liliana sapeva naturalmente che lì c'era Sterpin, quindi se vedendolo doveva scappare non sarebbe andato proprio. Non lo so, mi ha detto che Sterpin l'ha chiamata per fare una rimpatriata con ex atleti, ex personaggi dello sport, correvano, avevano attività sportiva o dirigenti o qualcuno. Comunque si parlava di una rimpatriata. C'era solo Claudio, sì. So che Liliana è veramente, non dico sbiancata, ma comunque mi ha detto portami via di qua. Era molto 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 preoccupata. Lei è stata ingannata. Quindi in pratica era una trappola. Penso proprio di sì. E tu dopo hai parlato con lei per farti spiegare meglio cosa fosse successo? No, non ho mai più voluto parlare, evidentemente l'ho vista molto scossa e se mi ha detto di accompagnarla evidentemente aveva intuito qualcosa, non lo so, voleva venire però aveva paura di qualcosa. Per caso aveva paura che Sterpin venisse con un sacco nero? Evidentemente se mi ha detto questo sì, ogni volta che passo a Muggia o passo di qua e mi vedo Liliana, per me è un punto chiave questo, forse per capire il tipo di rapporto che forse Sterpin immaginava o pensava, invece probabilmente Liliana non era forse interessata a questo. Era l'anniversario per noi e Lili e Sebastiano sono rimasti là fino all'ultimo e dopo siamo andati tutti a cena alla pizzeria alla tappa sopra il campo di calcio di Muggia, lui, Lili e noi. Io e altri 3 ragazzi, era il 25 ottobre sicuro, l'anno poteva essere l'anniversario del record mondiale che noi avevamo stabilito su quel campo, staffetta 4 volte 100 km ciascuno su quel campo, 34-36 ore, non ricordo 100 esattamente, metri, ma... Nell'ottobre 1975 a Muggia andò in scena una delle imprese più particolari dell'atletica di resistenza italiana, la staffetta di corsa 4 per 100 km, una prova su strada capace di mettere insieme spirito di squadra e capacità di sopportare distanze estreme. La formazione che riscrisse i limiti dell'epoca fu composta da Andrea Calò, Massimiliano Asselti, Aldo Novacco e Claudio Sterpin, che completarono i 400 km complessivi in 34 ore, 32 minuti e 20 secondi, prestazione riconosciuta come primato mondiale sulla distanza. In quel quartetto l'ultima frazione fu affidata a Sterpin, che coprì i suoi 100 km in poco più di 8 ore e mezza, dopo che i compagni avevano già logorato il percorso e il cronometro. Il ruolo di anchorman in una prova così lunga richiede non solo tenuta fisica, ma una grande solidità mentale. Significa gestire la stanchezza accumulata dalla squadra, difendere il tempo costruito dagli altri e chiudere l'impresa senza crolli negli ultimi chilometri. La staffetta di Muggia non è un episodio isolato nella carriera di Sterpin, ma si inserisce in un curriculum di altissimo livello nell'ultramaratona e nella marcia. L'anno precedente aveva stabilito il record italiano delle 24 ore di corsa, con oltre 224 chilometri, e nel corso dei decenni è diventato una figura di riferimento per la corsa di lunga distanza, con vittorie e partecipazioni a prove estreme come la 28 ore di marcia di Roubaix. La rievocazione della staffetta a 40 anni di distanza non celebra soltanto un primato cronometrico, ma la visione pionieristica di atleti come Sterpin, capaci di spostare in avanti i confini della resistenza quando l'ultra era ancora un territorio di nicchia e quasi sperimentale. Il successo del quartetto di Muggia resta così legato soprattutto al nome di Claudio Sterpin, non solo uno dei protagonisti del record, ma un simbolo di continuità e dedizione assoluta alla corsa di lunghissima distanza, capace di trasformare una staffetta impossibile in un pezzo di storia dello sport italiano. 100 chilometri a testa, 100 chilometri a testa, 25 ottobre, è un record che resiste ancora, record mondiale. Loro sono rimasti con noi tutta la sera e alla fine siamo andati tutti a cena, pizzeria alla tappa, vicino al cimitero di
Muggia, Adesso non ricordo c'era un benissimo cimitero. perché io non mangio memoria. Sebastiano la mangia. No, è di fronte all'entrata del cimitero c'è la pizzeria La Tappa, 300 via dal campo di calcio di Muggia. Noi stavamo festeggiando una cosa per noi importante e loro erano ospiti come tanti altri, o comunque eravamo tutti in qualche maniera vicini. Saremmo stati in tutto una ventina. E tu eri seduto vicino a lei? Adesso posso dire che non ricordo, perché c'era mia figlia, mia moglie, gli altri componenti, la staffetta. Eravamo in tutto una ventina di persone. E sapevi che ci sarebbe stata Liliana? Penso di sì, adesso non ricordo, ma so che ne abbiamo parlato prima, in una telefonata. Quindi c'era già una simpatia. No, una simpatia, la nostra simpatia ha durato 42 anni, reciproca. Non era che è nata lì. Sì, ma L'ho detto questo- 1000 volte. Io conoscevo Liliana da 42 anni e siamo rimasti in contatto ininterrottamente per 42 anni, se non altro per farci gli auguri ai compleanni, alle feste, eccetera. Questo è. Come mai la versione di Sebastiano è un tantino differente? Perché racconta una bufala ulteriore. Questa è una bufala ulteriore. All'occorrenza troverò i miei amici, compagni di quella staffetta, e gli chiederò se si ricordano qualcosa. La versione di Sebastiano è un tantino differente. Ma lui può dire quello che vuole, io dico la mia e lui la sua. Dove era lui per poter dire che non c'era un sentimento? In quel giorno era con Liliana. Era venuto con lei, lui l'aveva accompagnato per venire a festeggiare questo avvenimento. Una staffetta 4 volte 100 km, non è da poco, è ancora oggi record mondiale. Era un anniversario. Ho anche le mie date qua. Liliana era comunque amica, conoscente, stretta di tutti e 4 i protagonisti, facevamo parte della stessa società. Lei era come tanti altri, uno dei noi. Ha fatto noi 2 volte altri. una 100 km lei sulle nostre orme. Era 2020. sicuro un anniversario rotondo? Allora, l'importante è ricordarsi quando abbiamo compiuto quella impresa, 2000 o 2005, perché era una ricorrenza rotonda. Di solito i record vengono in qualche maniera ricordati, rotonda come anni, o 20 capito. o 25 o 30. Eccolo, questo è. E lo abbiamo voluto fare per noi e per tutti quelli che durante quell'impresa, eccoci qua. Eccoli qua. Questi sono i 4 pazzoidi che hanno fatto quella cosa, bravo. Ecco. Prima della nascita del marathon, quello sulla sinistra in questa foto. Questi sono Asselti, Novaco, Germani e Calò. Germani era la riserva, lui non ha corso, il terzo da sinistra, e io sono il primo a sinistra. Quanti anni hai? Io ho fatto 76. 86. Vabbè, se Pardon, to- 10 me li calo. Perché lei ha un 86 cervello compiuti che- a marzo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.